Che t'ho svegliato, re? Non stai a Regina Celi, che sei scappato? Ma no, ma quale è scappato, re? Termine pena. Ma che so? Mezzanotte e mezza. Capirai, mo per riaddormentare. Scusa, amore, scusami tanto. Che stai a fare a girare a quest'ora? Se mi fai entrare magari te lo spiego, c'è una Giannetta. Dai, certo che c'è un bel coraggio, dopo quel biscotto che mi hai fatto. Ma che stai scherzando? Mi possono ciecarmi se... Sì, mi possino ciecarmi. Ma hai mandato a monte il fidanzamento? Ah, è questo quello che pensi di me, eh? Ma ti pare che se io poco poco sapevo che era falso te la mollavo a te? Ma perché mi hai preso, ore? Comunque, se è questo quello che pensi, io faccio tanto presto, eh? Io me ne vado, me ne vado, me ne sto andando, ore. E che dovrei pensare, secondo te? Che pure tu punti sullo zigomo ci ho rimediato quando mi ha tirato appresso. Ammazza tu punti, questo mi dispiace, Senza contare quello che mi ha detto, che stavano giusto a uscire dalla messa delle 11. Bella figura mi hai fatto fare. Te dico che non ce lo sapevo. E poi, pure se fosse vero, e non è vero, ti avrei fatto piccolo il favore a sto altro che cesto de lumaghi, eh? No, io non ci credo. Era la favola del borghetto, te. Solo te ce lo sapevi. Io gli volevo bene a Paola. Tu gli volevi bene sì, e il fatto è che lei voleva bene a tutti. Pure per il sagrestano dice che gli ha passati essi. Quasi quasi mi è venuto come un langorino. E dai, Oye, sale? se vede che è un po' che manchi, eh? Olio e sale. Grasso che cola se rimediano tu patate. Te poi pare che vieni dal Grand Hotel. Ma che te danno da mangiare dentro? Lascia perdere, ora mi vedi come mi sono sciupato. A guardate non si direbbe, anzi mi pare che te sei pure bello inquartato. No, no, quello è il pane de segali, da botta proprio. I carboidrati te gonfiano che è una bellezza, però non c'è sostanza, capito? C'ho una fiacca che non te dico. So gonfio, è tutta aria. Beh, vedi a non sgonfiatte qua dentro. E poi sta attento, anda in giro per Roma. Perché? Ma non sa niente, ma non ti arrivava le notizie in carta buia? Non sa niente dell'8 settembre, di tutto. Sì, qualche cosa. Che i tedeschi adesso sono nemici, ma è vero? La voglia? Oh, mannaggia, non ce lo crede. Quando mi hanno preso eravamo pappa e ciccia. Oh, c'era un professore, un prigioniero politico, che dormiva a branda sopra la mia. Tutti i giorni ci faceva tu palle, e che bisogna averci la coscienza, e che bisogna averci, ci ho capito un cazzo, re. Tocca che te impari. E subito pure. Mo se non c'hai il papire, i tedeschi te se pigliano e te se portano via. E lì so cazzi veri, altro che atto di dolore. E chi rilascia il papir? Chi mo dà? Eh sì, te pensi che te presenti e ti danno il papiro. Tu ce l'hai il papir? Certo, noi alla fornace ci hanno dato, ci ha detto culo che gli servono i mattoni come il pane. Che mo fa vedere? Che mo presti, te lo ridò domani. Che ci dite? E che ci vuole? Vado da Ginetto, una fregnaccia di farlo, una mezz'oretta. Te lo riporto domani alla fornace entro mezzogiorno. Guarda che se tu lo perdi, Oreste, ma che ti va di scherzare? Io mi perdo il papiro, chiudi la porta quando esci. Che c'è paura che ti vengano a rubare? Con la fame che c'è in giro lo trovi sempre qualcuno che si mette a raschiare il barile. Vabbè. No, che mi stava aspettando. Che è successo? E mo come faccio? Perché? C'è Renata che mi sta aspettando. Beh. Te vai da Ginetto, no? Sì, Dov'è che rimane? Campo dei Fiori. Non è che mi puoi fare un favore. Come no? Ci sta il capomastro che mi ha chiesto di portare sto registro al socio della ditta, abita a Portico d'Ottavia, entro oggi. Io ci andrei io, però c'è Renata che mi sta aspettando. Campo dei Fiori, è un attimo. Come no? Te ce vado, dai. Oh, occhio che ci stanno dentro tutti i conti della ditta, entrate, uscite. Se me lo perdo il capomastro mi caccia a calci in culo. C'è presente la banca? Fai conto che l'ha messo in banca. Mo' mi hai dato la sicurezza. Oh, guarda che io in banche non ho mai trattate. Vabbè, allora io vado. Se te vuoi dare una lavata, Sì. ci sta la fontanella all'angolo. Solo che mi sa che devi riempire il boccione perché mi sa che è finita. Vabbè. Ma che fai così? come devo andare? Ma manco una cravatta c'hai? E non ce l'ho la cravatta. No. Allora amici, tieni, guarda qua. Fa pure pandan col vestito. Pandan da Renatina. Pandan da Vabbè, va.
Vabbè, allora io vado, Sì, vabbè, no. Occhio a te, Sì. Vado. Vai, e vai, non è bello far aspettare il signore, su! Adi! Ah, che sta a fare la doccia? No, per stare a lavare i capelli. Non m'avete proprio stufato! Ma chi ve credete d'esse? Chi ve dà il diritto? Solo perché avete la camicia nera vi pensate di poter fare come vi pare? Ma con me cascate male! Signora, mi sa che vi è stata sbagliata. Chi è? Devo consegnare il registro dalla fornace. Alla buon'ora! Lasciatelo sul tappetino! No, scusate, ci ho avuto proprio l'ordine di lasciarlo in mano al socio, è una cosa riservata. Scusate, me credevo che erano sti 4 bulletti in camicia nera. L'aspettavamo per pomeriggio. Sì, lo so, però c'è stata una serie di qua pro quo, allora... A quest'ora se va a casa di cristiani. Perché? Che ci stanno pure i cristiani al ghetto? Era una battuta, mi piace scherzare. Che spirito de patate. Che mi chiamate il principale che gli devo dare registro? So io il principale. Come? A me me l'ha detto il socio della ditta. Che indirizzo l'hanno dato? Piazza Costa Acuti 14. E questo che è? Lo so, a me me l'ha detto il socio, mi immaginavo un uomo. So io il socio della ditta. Allora, me lo date sì o no? Sì. Oltre che tardi vi mettete pure a fare lo spiritoso. A quest'ora poi. Bisogna che ce parlo, Professor Giulio. Come vi chiamate? Di Oreste, Crescenzio Oreste. Ma che, ma ancora il nome vostro? Ma perché? Ore, mamma mia, che brontolone che sei diventato, Mica me ti ricordavo così, mi pari la pina dei fagioli. E chissà chi è che invece fa diventare la pina dei fagioli. Se stai sempre incazzato, la fortuna se ne va. Se stai sempre ingrugnato, la fortuna... Devi ridere ogni tanto, bisogna ridere. Ma quale fortuna? Te poi già so 2 volte che ti dice culo in giro per Roma a quest'ora. Proprio di questo te l'ho occupato. Ma che città è diventata? Tutti i lampioni spenti, tutto scuro, per strada un deserto, ma tutti a dormire che le galline vanno mo. Quando mi hanno preso che la notte c'era un via vai, sono passato sotto casa di Cesira, ho visto che è tutto spento. Ma che ha cambiato posto? Da mo' che ha chiuso Cesira. Un federale si è preso lo scolo, ha fatto un tempo a scappare Cesira. Ammazza, oh. Tutto deserto, dici. Ma non sai niente del coprifuoco. Scatta la sera alle 11 fino alla mattina alle 6. A parte l'operai come noi che ci hanno permesso per le 3:30, se te piano finisci dritto a Via Tasso. Ah, dove? A Via Tasso! Prima ti fanno un mazzo come un ordenotte, poi addio Roma. E non mi dici niente? Bell'amico che sei. Mi sa che con viaggio ogni ha fame. Oh, brava, così mi piacete. Ma poi dico che vi dice il cervello, vi piace il rischio proprio. Perché? Ah, ci ariogate, d'abitate. Io, vicino alla fornace. E mo come ci ritornate? Che già sapere che fra 5 minuti scatta il coprifuoco? Il coprifuoco, sono quasi le 11. Già va detto bene ieri, ma se state ancora qua... Ma davvero dite? E mo come faccio? Oh, pare che è un giorno. Ma dove vivete? Sulla luna? Beh, come dire, modestia a parte, sono stato sempre un sognatore, vero? Avete scelto l'epoca giusta per sognare. Ve pare che sto mondo è per sognare? È l'unica cosa che non costa. Che me volete levare pure questa? No, io solo sapere come fate a tornare a casa. Che fate? Volate oltre a sognare? Una volta, ma col fatto, come dire, che mi sono un po' inquartato, a voglia sbatte l'ali. Allora lo sapete fa? Che? Ridere, è tanto bello ridere. Per chi non c'ha niente da fare. Alla salute. C'avete la faccia stanca, È tutto il giorno che sto a gennaio c'ho l'udienza, è già fissata.
A me serve un avvocato. Né che voi, visto che non lavorate, Che vi fate scherzare? Volete passare i guai, volete passare? Io sono proprio schedato, non mi ci posso manco avvicinare al tribunale, che come mi vedono, la verità è che o più la tessera o la professione. Addio. Poi voi ne sapete qualche cosa, 50 kg d'oro. E li piate? li stanno a mettere insieme. Per fortuna ci stanno aiutando un po' tutti. Pensate che poco fa è venuta una signora, una dei vostri, e mi ha portato i braccialetti del battesimo dei ragazzini, pensate un po'. E gliela fate? E bisogna fargliela per forza. Sapete che vi dico? Tenete. Ma no, state pure senza lavoro. È più importante per voi, mo. Io che ce faccio? No, a pesare non è che pesa tanto. Tutto fa brodo. Vi ringrazio da parte di tutti. No, ma ci mancherebbe. Dov'è? Complimenti. De che? Io un bagno come il vostro, vita mia, non l'ho mai visto. Ciao Vasca, che siete bellezze. Vi ringrazio, l'ho rifatto che poco. Insomma, scusate se appena sono arrivato. Ma no, e perché? Con sta Giannetta che tira, lo stimolo si capisce. Già, a Giannetta. Fosse solo a Giannetta. Ma che volete dire? No, è che sono diventato rosso, No, non mi pare. Ecco, io non lo so, ma quando entro dentro una casa mi sento come un ragazzino, mi pia come una vampata. Volete che apro la finestra? Così. Magari. Che fai, manca l'aria proprio? Un pochetto. Insomma, ci ho indovinato. No, dico, vi piacciono i fiori? Ma che, manco ho ringraziato? E mi piacciono sì. La resistenza! Che volevo regalare il paese ai crucchi? Io l'ho capito subito che siete un uomo coraggioso. Beh, mo' ne esageravo. No, ve se legge in faccia proprio, in mezzo a tanti pecoroni. È proprio quello il problema, i pecoroni. Scusate per l'ambiente, ma la vita degli operai è ben dura. Certo, non deve essere facile per voi adattarvi. Chissà come siete abituato voi. Quando la patria chiama, pure una baracca può diventare una reggia, Rachele. State attento, Tito, me la... Tito, ma avete chiamato per nome? Me so confusa. Scusate per ieri sera, ma non mi sono saputo trattenere. I sensi, Rachele, i sensi. I sensi. Sì. Ho fatto una figura ieri sera. No. Ma per me Per voi? è la prima volta. E te credo, ora capisco. È la prima volta che mi danno un bacio. Ammazza, il bacio addirittura. Apposta l'aveva preso. Magari a seconda va meglio. Magari. No, fermatevi. Non c'è niente da fare, lui la faccio. A me mi pare che mi ha preso petto. Stringetemi, che magari mi passa. Che avete finito? No, mi sa di no. Va bene. No, quasi quasi ne prende una donna, che ne dici, ti? Stavo a pensare, prende una donna per le pulizie, così ci avremo più tempo per noi due, Più di così, ragazza mia. E chi la fa? Mai sterenato, mai? Mi stai a far diventare rossa. No. Te preparo un uovo sbattuto? Magari ce ne metti due dei rossi, tra la baracca e qui. Che sono stata sfacciata, ti? No. Te vado a fare l'ovetto, Sì. Se c'è pure un goccetto di marsala. Mamma mia.
perdere. Mi duole tutto, mi duole tutto. Ai 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 ai. Oddio. Io so felice! Io so felice! e so contento. Io non lo sapevo mica che era la felicità. Me credevo che la felicità erano i sordi. E ammucchiavo. Ho passato la vita a ammucchiare i sordi, ti. Beh, però dimo che ti danno una mano, No, è una fregnaccia. Che ha fatto? Lascia perdere, va. Ma che c'è, la febbre? Ah, la febbre? C'hai presente il cavallo? Il termometro momenti schioppa. Ballavo dentro al letto per i brividi. È tutto il giorno che sto a fare i fumetti, mica per basta. Mannaggia. No, mannaggia, lo dico io. 2 ore di fuori mi avete lasciato, mi sono ghiacciato, mi sono. È quella, c'è presente il porco, come cercavo di staccarmi, zacchete. E mo come famo? A fa che? Ma come fa che? Il movimento, no? Ragazzi, mi ha pure chiesto di dormire a casa sua. Ci sei entrato in confidenza, E che ci hai visto? Non dico per quello, il nome, la chiami per nome. E come lo chiama? Che faccia il fischio, No, mannaggia. C'era tutto pronto, il sonnifero, tutto pronto era. No, per stanotte non se ne parla, ma non vedi come sto. No, stanotte no, stanotte mangio io che la faccio, capirai? Come cercavo da pennicarmi tutto il pomeriggio. A te ti piace, Ma che stai a scherzare? Però mettici che pure io era un anno che stavo a digiuno. Quando l'uomo è uomo. Rachele! Mannaggia! Ma come esagerato? Rachele! Quello mo arriva. Rachele! Tito. Che mi hai chiamato, Rachele? Amore mio. Rachele! Tito. Ma che amore! Ma che mannaggia! Rachele! Tito. Rachele? Amore mio, Tito. Ma che amore, Rachele? Ma che... Non vedi questa? Rachele, amore, ma che amore, Rachele? Stai a sbagliare, stai... Chi è? So io, sbrigate, apriti. Ma stai in anticipo, stai? Sbrighiamoci. Oh, che lei, ammazzato? Ma che sei scemo? È addormentata, è il sonnifero, no? Ah. Sbrighiamoci, senti. Un compagno che lavora alla stazione di Burtina ha detto che è pronto un treno. Ma che stai a dire? Ma che sei matto? Un treno! Ci devono caricare ebrei, è questione di ore. Ma gli hanno dato 50 kg d'oro! Dammi retta, ti può succedere da un momento all'altro. Ma che stai a dire? Ma che... Pure la moglie di Gino, che fa le pulizie a Piedazzo, ha detto che aveva sentito di che stavano a preparare un rastrellamento qui, Arghetto proprio. Ma poi hanno dato l'oro! Dammi retta, ti può succedere da un attimo. E che famo? Non avvisiamo? A chi? Sti cristiani! Che t'avevo detto? E mo? E mo? Carichiamo la via. E Rachele, mettiamola sul carrettino. Ah, Tito, noi c'hai i documenti, gli facciamo vedere, non succede niente. Ma sta poraccia è ebrea, ora vai, è tardi.